Sulle rive del nuovo parco canoa ricavato dal consorzio BIM Basso Piave lungo le rive del Piave a San Donà sono andati in scena questa mattina i campionati regionali di canoa sulla distanza dei 5.000 metri nelle categorie ragazzi, junior, senior e master, oltre anche alle competizioni delle categorie giovanili, allievi e cadetti sui 200 e i 2.000 metri. La manifestazione è stata promossa dal Canoa Club San Donà in collaborazione con il Comitato Veneto della Federcanoa, il supporto e la collaborazione dei comuni di San Donà, Musile e Torre di Mosto e di alcuni sponsor. Si sta svolgendo una gara con caratteristiche regionali, però aperta a regioni limitrofe. Gli atleti sono circa 150, le società sono circa 20. Per la società di casa questa mattina sono stati schierati anche ben 8 campioni italiani e una ventina di altri atleti. Gli stessi atleti negli anni precedenti, alcuni, sono stati in nazionale italiana, tuttora sono in nazionale italiana, per esempio mi viene in mente Tommaso Mucelli, c'è Veronica Bordignon, c'è la Linda Lazzarini, Michele Giacchetto, Enrico Carrer, quindi questa gara doveva essere fatta a marzo-aprile di quest'anno, ma è slittata in questo periodo dove i ragazzi già stanno cominciando la preparazione per il 2021. Per gli atleti di casa è stata una giornata da incorniciare. Il Canoa Club San Donà ha conquistato infatti 8 titoli regionali con un totale di 10 medaglie d'oro, nello specifico andate a Luca Bonanno, Tommaso Mucelli, Viola Bonanno, Riccardo Fiorin, Manuel Scomparin, Gianmaria Zanchetta, Enrico Carrer, Veronica Bordignon, Linda Lazzarini e Valerio Vitaliano, oltre a 5 argenti e un bronzo. Medaglie anche per la canottieri Treporti, 3 ori per loro con Paola Pellegrini, Andrea Pagliarini e Roberta De Rossi e poi 2 argenti e un bronzo. Una medaglia d'oro infine per Alvise Ballarin della Canoa Republic. Una disciplina, quella della canoa, che riesce ancora a richiamare una grande attenzione tra i giovani proprio perché ha alla sua base il profondo rispetto e amore per la natura. Per i giovani, intanto, tra le file di chi fa kayak, sia a livello dirigenziale che a livello sportivo, c'è l'amore per la natura. Il rispetto per la natura, questo è un punto fondamentale, l'amore per la natura, per il rispetto, la pulizia e tutto quanto, che poi alla fine se c'hai un amore di questo tipo c'hai un amore anche nei confronti del prossimo. Quando c'è questo di base tutto si risolve, ecco.